Allora questa è la dimostrazione di come si possa fare una passerella che va da Mestre a Marghera. Questa c'è già, siamo a Londra, vi faccio vedere, questa è una passerella e siamo esattamente sopra i binari e sopra una stazione. Ecco come potrebbe apparire tra qualche anno la stazione ferroviaria di Mestre. Al termine della settimana che lo ha portato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, si è ripreso proprio nella capitale inglese mentre attraversa un ponte sopraelevato sulla stazione di Stratford. Guardate se non sembra la stazione di Mestre. Mi giro per far vedere anche l'altro fronte. E sotto la gente che sta aspettando il treno. Insomma, più o meno il progetto che il primo cittadino ha in mente da tempo. Brugnaro si è tra l'altro laureato in architettura proprio con una tesi sulla stazione di Mestre. L'accordo di programma sottoscritto a dicembre tra Comune, FS Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria Italiana prevede uno studio di fattibilità tecnico-economico che dovrà essere pronto entro un anno. Polemiche sulla fattibilità o sull'utilità dell'opera non mancano, ma Brugnaro è ottimista. Si può fare. È semplicemente le balle che ci hanno raccontato tutti questi anni. Ma noi ce la faremo. Sarà dura sempre, ma ce la faremo.